5.000 ettari devastati dal maltempo fra il Veneto orientale e l'Alta Padovana. Pioggia, vento e grandine hanno abbattuto vigneti e gravemente danneggiato i raccolti dei campi coltivati a mais, soia e grano per migliaia di ettari. È quanto emerge dal primo drammatico bilancio della Coldiretti sui danni provocati dall'ondata di maltempo che ha colpito duramente la nostra regione. I danni sono ingenti, le prime stime parlano di circa 3-4 milioni di euro e si sommano alle tristi cifre di altri eventi atmosferici che si sono abbattuti recentemente negli stessi territori. Le località sono Giussago, Concordia, Sindacale, in particolar modo anche la zona della bonifica dell'Oncon. Le coltivazioni più colpite sono anche quelle più rappresentative, quindi seminativi, stiamo parlando della soia che ha avuto dei danni ingenti e anche il mais, un po' meno il frumento per due motivi: uno perché ormai era quasi alla conclusione della maturazione e comunque ce n'è anche molto poco. A rendere più pesante la situazione il fatto che non tutti gli agricoltori risultano essere assicurati. Noi abbiamo fatto una campagna informativa come associazione di categoria della Coldiretti tutto questo inverno per dire alla gente che il clima purtroppo è cambiato. Sempre più spesso le avversità atmosferiche capitano, il pubblico non può più interagire con fondi mutualistici e quindi bisogna fare un'assicurazione. Dall'Alta Padovana fino a Portogruaro, in provincia di Venezia, si contano vigneti divelti e campi di soia, mais e grano azzerati. E se aggiungiamo le spese che aumentano, i costi dell'esercizio che aumenta e i costi del ricavo che diminuiscono e più ci mettiamo anche questo, l'agricoltura ormai è ridotta in ginocchio. Ai 2.500 ettari di Giussago, Sindacale, Loncon, Concordia e Torre di Mosto, comuni nel veneziano, se ne aggiungono altrettanti nella fascia che va da Trebaseleghe, Loreggia, Piombino Dese, Campo San Piero e Santa Giustina in Colle nel Padovano, dove a farne le spese sono stati i campi coltivati a grano, tra l'altro giunto quasi a maturazione.